Si guardano con soddisfazione i dati turistici dei primi 8 mesi del 2022. La Regione Veneto registra infatti per il comparto un progressivo avvicinamento ai numeri del 2019, stagione in cui il Veneto ha registrato il suo record storico in termini di arrivi e presenze. È stata un'annata, perché ormai diciamo che è conclusa, molto buona per il turismo in tutto il Veneto. Fortunatamente è ripartita anche la montagna fin dai primi mesi di dicembre col Ponte dell'Immacolata. Questo è un dato molto positivo che non vedevamo dal 2019. Ovviamente ci preoccupa ancora un po' l'assenza di neve, nel senso che stiamo sparando, le piste sono aperte, però insomma ovvio che aspettiamo che ci sia una neve copiosa per permetterci di fare un gennaio, febbraio e anche un marzo molto interessante. Se la montagna è la vera protagonista della stagione invernale, non sono da meno però i comprensori termali che sotto le feste natalizie per tutto dicembre hanno registrato un boom di presenze, una sana ripresa del comparto rispetto allo stesso periodo del 2021. Ci preoccupano un po' il tema dei costi energetici, ovviamente, che questi sono elevati e mettono in difficoltà le imprese ma anche le famiglie, perché le famiglie hanno meno capacità di spesa e di conseguenza il rischio è che facciano sicuramente le vacanze, perché abbiamo visto che gli italiani e gli stranieri le vacanze le vogliono fare, ma magari giorni ridotti rispetto a ciò che eravamo abituati a fare. Secondo le statistiche elaborate da Federalberghi, il tasso di occupazione è stato nelle festività di dicembre pari all'80%, con un picco che ha sfiorato il 93% per San Silvestro. Però insomma, se gennaio e febbraio andrà come dicembre, possiamo dire che sarà positivo non solo in montagna, ma anche nelle città d'arte e nel termale, che ha dato grandi soddisfazioni.